Per chiudere, l'ospedale è bene che sappiate tutti che non si va avanti perché e poi siccome in Italia c'è la filosofia che si fa una lezione all'anno, il prossimo anno ci sono le regionali, dopo ci sono le provinciali, dopo ci sono le europee, dopo ci sono le amministrative, poi c'è un comune che vota perché l'ha votato prima e nessuno decide mai. Il problema vero è Rizzola uguale Lega, Jesolo uguale centrodestra. E poi ci sono anni in mezzo. Allora la regione avrebbe dovuto cambiare le schede nel 1992, definire che a Portogruaro su 10.000 abitanti ci vogliono 2 ospedali. Questi 2 ospedali vanno riorganizzati perché oggi non c'è più il canessi, il camion, con l'eliporto si arriva più, la gente vuole essere sicura. A me guardi, se ho un tumore dove mi può venire, preferisco andare a Piano. Se ho da fare una cosa grossa vado a Pordenone. Se ho fiducia del dottore Angelucci vado a San Giorgio. Oggi dobbiamo cambiare mentalità di avere tutti gli ospedali vicini. Dobbiamo, come dice lei, avere la capacità di organizzarli perché il cittadino ha bisogno di pronti soccorsi, ha bisogno che il pronto soccorso quando arriva uno sappia indirizzarlo al posto giusto e non farlo perdere tempo, non avere neanche una stanteria con 2 letti. Questo è quello che voglio far capire. Allora io su questa strada, io e lei ci siamo. Il problema vero è che la regione non ha il coraggio di fare le scelte su Jesolo e su Rizzola. Esposta ogni anno, tenga conto che San Donato sa quanti posti letto ha tra Jesolo, San Donato e Rizzola rispetto a Portogruaro. Perché non lo dice lei che lavora lì? Abbiamo metà posti letto tra San Donato e Portogruaro, se mette assieme Rizzola e Jesolo. E questi non si toccano. Allora io posso essere il più bravo, non sarà un altro candidato sindaco per raggiungere questo obiettivo. Non lo sarà. Specialmente la Carioca. Anzi, ci portano via anche quello, secondo me. Quindi pensateci bene. Lei ha posto 3 domande. La prima domanda: riconosco che non partì più di Noiari, non ero io sindaco, non partiva, c'era questa opportunità, ci avevano garantito e forse abbiamo commesso un errore. Gli errori nella vita si commettono, basta non strumentalizzarlo per tutta la vita. Secondo, l'Arcelia Docs non è difficile che si faccia se non c'è il consenso dell'amministrazione comunale. Possono fare tutte le linee in via Bassie, possono fare tutto quello che vogliono, perché un'azienda non spende 2 milioni di euro per perdere il consultato dal Consiglio di Stato, poi va qua, poi va là. Quello che è certo è che il centrodestra la vuole, e quindi tragherei le conclusioni, perché l'ha detto qua dentro. Quello l'ha detto qua, che la vuole, che siamo stupidi noi. Non solo qua, anche il Consiglio comunale. Va bene, allora, poi lo valuti lei. L'ha detto il centrodestra, se vince la vuole. Anzi, stanno aspettando di vincere per farlo, e questo è un altro problema. Invece noi diciamo che vogliamo continuare a discutere su un ricorso al TAR, vediamo il risultato del ricorso al TAR, ma non siamo fermi, attenzione che non abbiamo fatto un ricorso al TAR e guardo e ti guardo, così fatto come si dice tanto per far star buono Sartori o quello un altro Stivali, che in quel momento era contrario. Adesso fa il capolista di una lista che lo vuole, quindi va più di miliardi. Ho fatto un ricorso del TAR che costa 15.000 euro e lo abbiamo fatto integrare di nuovo. C'è la regione che ci ha scritto 4 volte, perché ci sono veramente, io poi dopo che io chiudo le carte non le faccio più vedere, perché quando c'è la campagna elettorale non faccio vedere le carte per farmi anche del male a me stesso, ma le garantisco, lo dico sotto registrazione, che il nostro ricorso al TAR ha i presupposti seri. Poi sa, il TAR si può vincere, si può perdere, si fa il ricorso al Consiglio di Stato, si fa, cioè vuol dire, uno va avanti 7 anni. Allora se siamo noi discutiamo, se sono altri decidono. Sull'ospedale io alzo le mani, nel senso che io con lei posso, anzi sono d'accordo sulla regionalizzazione, sono per me tutto si mette la salute dei cittadini. Poi è sbagliato lei che lavora lì, è sbagliato che uno che deve fare dialisi non mandano a Jesolo, o uno che è un anziano perché non c'è posto lo mandano a Jesolo e questi devono andare su e giù i familiari, è sbagliato. Tenga presente che io sono anni che mi scontro con questa realtà, che non parliamo, non ho neanche toccato l'argomento dei tempi d'attesa. So bene, ma neanch'io, però lei sa, però deve avere qua. Le faccio un esempio, il dottor Rodrigo, che molti di noi hanno conosciuto, certamente, a me lo dice. Faceva 30 lastre al giorno, a Portogruaro se ne fa 6. Allora, ma questo può accusare. No, non sto accusando lei. Io però sto dicendo,
però mettiamo siccome c'è un po' di interesse su questo, mettiamo i puntini sulle i. Allora, il comune di Portogallo, a me piacerebbe per esempio il candidato, il capolista. Sta sempre particolare, No, mi piace, se non ho mai nessuno con cui parlare, parlerò con un capolista, se poi fosse Sant'Andrea farò con questa qualcuno. sarà sua. No, ma scusa, ma io, ma mi potete, ma mi, fuori no, ma non sto, il mio non è delle, prima. Ho fatto questo a Sumana, anzi, me l'ha detto anche ieri. Sì. No? Ho fatto questo a Sumana, se non dico a Sumana, sono convinto, ma io voglio capire, ma mi scusi un attimo, guarda, io sono fatto così, litigo anche con i miei collaboratori, sto calmo, sono fatto così, non mi arrabbio, però il problema vero è un altro. Guardi, io vado a Lugnana tutti i lunedì mattina. Io vorrei che qualcuno dicesse, cioè, perché vado lunedì e non vengo a Sumana, perché sono 16 km, e perché sto cercando di avvicinare il comune a Lugnana, perché è un comune, siccome comune di Interio Lugnana. Allora vado tutti i lunedì mattina. Sugli altri programmi non c'è messo. Allora, io faccio i punti prelievo, perché volevo arrivare qua, dove il comune spende 6.000 euro per fare in modo che il centro anziani e i medici facciano i prelievi del sangue a Lugnana, li portino a Portogallo, li ritorni indietro per non fare la coda. Io vado a verificare e le faccio vedere le lettere, non vado in ospedale solo a trovare i malati, vado la mattina per vedere quanta gente c'è e mi vergogno di essere cittadino portoghese per come la gente sta aspettando per fare il sangue. Bene, e non solo, io ho scritto, e addirittura, siccome vado lì, a differenza di altri che non vanno lì, bene, ho parlato col primario, ho detto, ma lei risulta vero che c'è il numero chiuso, in modo che se io non so che c'è il numero chiuso, arrivo, aspetto e mi trovo alla fine e mi dicono, no, ma torni domani. Sono intervenuto con il dottor Stocco, hanno cambiato, hanno aumentato il numero di prelievi e hanno cercato, non so se poi l'hanno realizzato fino in fondo. Arrivano a 130. Però qui hanno 120 allora, non so che roba. Bene, però sono intervenuto perché non lo so, qua c'è il presidente del Tribunale Amato per venire cosa di più. Però dico quello che faccio io, non quello che fanno gli altri. E io vado lì alla mattina e li conto. E dopo telefono a Stocco. Perché c'è gente che sta male, c'è gente che sta bene, gente che arriva alle 6 per prendere il posto, che è una cosa da terzo mondo. C'è gente che va là a prendere 5 biglietti, esatto. Dopo arriva quell'altro, biglietto da 1 euro. Allora io le posso vedere, allora, io sono uno che va in chiesa, uno che va in ospedale, uno che va nelle scuole, uno che va in giro, viene nella frazione a mangiare, alle feste. Allora io vado anche in ospedale la mattina. Perché io faccio proprio il tragitto da casa mia, lo allungo di 2 strade per fare quel tragitto lì. Poi metto la macchina e vado dietro a vedere, sempre, e poi telefono Stocco. Allora, e poi c'è il problema della lista d'attesa, che potrebbe essere meglio la Franceschini contro lei ammalato. Ma vede che tra me e lei sono sicuramente convinto che saremo perfettamente d'accordo. Anche se io non sono un esperto come lei, perché lei ci vive dentro, però sulla necessità della riorganizzazione saremo sulla stessa strada. Sul fatto che non ci strapperemo le vesti se articoleremo l'organizzazione San Donato Portogallo, purché sia efficiente la chirurgia da una parte, 2 medicine, di là l'otorino, di qua l'otorino rigoiata. Improbabile che dove c'è la maternità ci sia il prenatale, ci sia l'ostetricia, non sia una da una parte e una dall'altra. Sono convinto che con lei saremo perfettamente d'accordo. Il problema vero è che qui dentro ci sono poteri occulti, voi bene, poteri occulti che non sono negatività, che la regione evidentemente non ha coraggio di superare, perché ci sono i primariati, perché ci sono gli organi. Allora, ma come può